Con Enrico Loverso qui inauguriamo il nostro spazio Hot Corn alla Festa del Cinema di Roma. Enrico, qui per un evento particolare, la presentazione di questo documentario che poi andrà in onda su Rai 3, su Scudieri. Qual era il tuo rapporto? Cosa ci vuoi dire a riguardo? No, Pasquale è stato uno dei primissimi registi con cui ho collaborato, forse il secondo film che ho fatto, quindi sicuramente uno dei primissimi. Ed è un rapporto che poi è andato avanti con gli anni. Avevo un ruolo piccolissimo, che lui poi, dopo avermi conosciuto sul set, ha deciso di raddoppiarmi e accorpandomi un altro personaggio, e poi il rapporto è andato avanti con gli anni fino alla fine. Ci siamo visti fino a poco tempo prima che se ne andasse. Ed era una persona straordinaria, era bellissimo starlo ad ascoltare, lo si poteva ascoltare per ore perché aveva una cultura e una conoscenza di cose, di tante cose veramente sterminate. C'è qualcosa che ti ricordi in particolar modo oppure sono talmente tante che poi... No, guarda, sono talmente tante, il nostro tempo è poco, poi non vorrei sminuire e banalizzare la figura di Pasquale a questo, a quella situazione, eccetera. Quello che veramente mi preme dire è che ci sono delle persone che restano, che pare che vadano via, ma in realtà restano. Ti faccio solo un'ultimissima domanda, Enrico. Ci troviamo in una festa, un festival anche del cinema di Roma, molto importante. Per un autore quanto è importante questo confronto ancora oggi nei festival, che ne nascono sempre di più? È importantissimo perché si dice che che a teatro tu conosci il pubblico, al cinema no. E nei festival tu conosci il pubblico, ma lo conosci proprio personalmente, persona per persona. Poi hai il feedback immediato, hai la possibilità di discutere, di ragionare su quello che hai fatto e di migliorarti. Grazie Enrico, grazie mille. Ciao.